Bentornati a Mattino Verona, siamo di nuovo in diretta con tutti i telespettatori e gli ascoltatori per parlare del tema del giorno di oggi. Oggi, come avete visto durante la prima intervista, parliamo di lavoro e formazione, un tema che abbiamo già toccato anche in passato, ma che necessita sicuramente di essere attenzionato una volta in più, soprattutto in un periodo di incertezza come quello che stiamo vivendo ora con la pandemia in corso. Evidentemente il 2020 è stato l'anno simbolo della crisi sanitaria, ma anche economica, una situazione che in certi casi si sta protraendo anche in queste settimane. Stando a una ricerca dell'Istat, infatti nel 2020 si sono persi 444.000 posti di lavoro, di cui 101.000 solamente nel mese di dicembre dello scorso anno, senza contare che il 31 marzo, tra l'altro, del 2021 scadrà il blocco dei licenziamenti, che potrebbe portare a un ulteriore inasprimento di questa crisi. Dal punto di vista formativo, però, le aziende e gli stessi lavoratori sembrano aver fatto passi avanti. E allora, per parlare di questo, siamo in collegamento con Emiliano Galati, segretario Felsa CISL di Verona. Buongiorno. No, buongiorno a voi, buongiorno. Allora, dunque, in questi mesi si sta parlando molto di formazione, come dicevamo, soprattutto del cosiddetto Fondo Nuove Competenze, ossia un incentivo a percorsi formativi specifici, e a dicembre è stato siglato un accordo territoriale tra le categorie sindacali e Apindustria Verona, giusto? Insomma, di cosa si tratta? Sì. Ma questo è un intervento fatto dal governo uscente, diciamo, che mira a migliorare le competenze professionali all'interno dei luoghi di lavoro. Nello specifico significa ridurre l'orario di lavoro e in quelle gap di 2 ore partecipare a dei corsi di formazione di fatto pagati dallo Stato. E questa riduzione dell'orario di lavoro appunto è pagata dallo Stato, ma devono essere una formazione legata a tutte le nuove competenze, a partire dal green e da tutte le forme di lavoro digitale, le piattaforme e la tecnologizzazione dei rapporti di lavoro. Diciamo che quindi è uno strumento utile laddove le persone hanno già un lavoro e vogliono riqualificarsi all'interno della medesima azienda. Come organizzazione CISL e altre abbiamo sviluppato dei primi accordi, l'importante è che poi questi accordi vengano fatti all'interno delle singole aziende, quindi riduzione dell'orario di lavoro, partecipare a dei corsi di lavoro a dei corsi di formazione durante l'orario di lavoro, con però l'obiettivo, la rotta verso tutte le nuove competenze che sono richieste dal mercato del lavoro. Ecco, sul lato appunto del lavoro, invece, questo Covid come ha inciso sul territorio veronese? Ha inciso perché chiaramente, soprattutto nei principali settori del terziario, dei servizi e del turismo, ha portato a una forte diminuzione non solo dei posti di lavoro, ma anche chi l'ha conservato ha avuto una forte contrazione per quanto riguarda la durata media di quel rapporto di lavoro. E quindi proprio quei settori, il turismo, i servizi e il commercio, che dopo il 2009, cioè dopo la grande crisi Lehman Brothers, avevano trainato la nostra provincia, la realtà scaligera, al primo posto in termini occupazionali all'interno del Veneto. Adesso esattamente quei settori ci stanno trainando purtroppo all'interno della nostra regione all'ultimo posto per quanto riguarda ad oggi i tassi di occupazione. E proprio per questo urge, come dicevi anche tu, sviluppare al più presto, anticipare, vorrei dire, tutta una serie di politiche attive del lavoro per far fronte alla possibile slavina che ci sarà dal 1° di aprile. Ecco, infatti sul blocco licenziamenti, appunto, pensi che ci sia, diciamo così, una possibilità di proroga a questo blocco, e se no cosa credi che succederà, insomma? Oddio, è una domanda che forse neanche Draghi ti sa rispondere in questo momento. La difficoltà governativa chiaramente incide particolarmente. Credo che ci sarà un proseguo di questo blocco dei licenziamenti solo per alcuni settori, si dice un blocco selettivo, e credo che i settori saranno proprio quelli di cui parlavamo prima: turismo, commercio e servizi. Quindi questo è utile, però non vorrei che si posticipasse il tema che comunque si riproporrà anche a giugno, cioè tutta questa fascia di lavoratori la aiutiamo poi a riqualificarsi, a ricollocarsi, a trovare una soluzione quantomeno temporanea all'interno del proprio percorso lavorativo, perché altrimenti non si fa altro che posticipare il tema. Assolutamente. Ecco, un'ultima domanda. Sempre secondo questa recente ricerca dell'Istat, i 101.000 posti persi a dicembre, di questi 101.000 posti, 99.000 appartenevano a donne. Ecco, secondo te perché la categoria femminile è quella più penalizzata in questo momento?
Lo è da praticamente, purtroppo è una caratteristica negativa del mercato del lavoro italiano. Giovane, donna, under 35 a tempo determinato è l'identikit da sempre della persona che spesso perde il posto di lavoro in maniera maggioritaria. Urge, oltre a tutte le normative che abbiamo già detto, anche qui una seria organizzazione dei tempi di vita e dei tempi di lavoro per permettere complessivamente a un maggior numero di donne di partecipare in termini di occupazione al mercato del lavoro. Come dimostrano molti paesi del nord Europa, una maggior partecipazione delle donne al mercato del lavoro non solo migliora le condizioni complessive di vita, ma anche migliora la produttività delle stesse aziende. Quindi va bene intervenire a livello normativo, ma anche intervenire a livello legislativo in maniera più complessiva, cioè proprio incidendo anche sull'organizzazione complessiva, penso, degli asili nido e di quant'altro. Certamente, insomma, adesso noi staremo a vedere quello che succederà appunto il 31 di Certo. marzo, speriamo veramente che si possa fare qualcosa, insomma, che la situazione possa Sì. migliorare. Noi allora nel frattempo ringraziamo e salutiamo Emiliano Galatti, segretario FELS Grazie a CISL voi, Verona, grazie per essere stato con noi. buona giornata a voi. Benissimo, allora vi salutiamo anche noi, vi diamo appuntamento oggi alle 12:30 con Buongiorno Verona e una nuova intervista per il nostro tema del giorno. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di giornata.